E buongiorno amici di Mattoscacco, sono felicissimo di condividere oggi questo video con voi, forse il video più importante da quando è stato aperto il canale di Mattoscacco nel lontano 2011. Allora, mettiti comodo e spero di farti godere quanto, quanto ho goduto io in questa situazione, di trasmetterti tutte le mie emozioni, tutto ciò che ho passato. Allora, come avrei potuto vedere anche nel video precedente, la scorsa settimana ho fatto questo torneo che durava tutta la settimana, iniziava domenica e finiva domenica. Purtroppo il primo turno, come puoi vedere da questa schermata, non l'ho giocato. Infatti il mio avversario col bianco Salerno Christian, il mio avversario non c'è. Non c'è perché essenzialmente non c'ero neanch'io. Ero a un matrimonio, il matrimonio del mio migliore amico Simone, auguri ancora per il tuo matrimonio, e quindi niente, sono entrato in questo torneo al secondo turno. Ovviamente quando entri in un torneo al secondo turno dipende poi sempre dall'organizzatore, però in questo caso ti assegnava 0 punti, cioè come se io avessi perso, quindi giochi con un turno in meno rispetto ai tuoi avversari, quindi non è che hai grandi aspettative, però avevo voglia di giocare e avevo voglia di migliorare il mio punteggio, dato che mi sentivo in crescita. Il mio obiettivo era quello di raggiungere i 1800 punti entro la fine dell'anno, perché poi da gennaio, come potete sapere e ve lo mostro anche qui in questo video, io ho spiegato che ci sarà questo aggiornamento dei punteggi dei tornei, dei punteggi FIDE, non quelli online, quindi dei punteggi da torneo. Quindi volevo arrivare a 1800 prima dell'aggiornamento, perché altrimenti sembra che ci sia arrivato con l'aiutino. Ok, quindi primo turno è andato così. Secondo turno, e vediamo un pochettino, ovviamente ho messo tutti gli altri giocatori per privacy, li ho tolti tutti, è andato bene. Il secondo turno vinco la partita contro un giocatore che ha circa 1800 punti. Arriva così il terzo turno dove col nero vinco contro un giocatore che ha 1804 punti, il che ero carichissimo, ero gasatissimo. Arriva così il quarto turno. Il quarto turno è stato giocato di mercoledì e c'era doppio turno, si giocava mattina e pomeriggio, e io ho detto speriamo che durante la mattina si faccia una partita tranquilla. Giocavo col bianco contro un giocatore da 1959 punti e ho pareggiato, ma è stato un pareggio di quelli infiniti. Io a un certo punto lo so che io ero il giocatore fra i due che aveva minor punteggio. A un certo punto gli ho chiesto la patta, ma non perché volessi la patta a tutti i costi, ma perché era veramente pari. Lui giustamente o non giustamente, avendo più punti, ha cercato di forzare la vittoria in ogni modo, ma era veramente pari, cioè non si poteva fare niente. Quindi la partita finisce in parità. E quella partita mi ha sfiancato perché lui ha giocato fino alla fine. Forse siamo rimasti gli ultimi tra tutti i tornei a rimanere alla scacchiera. Avremmo finito l'1:45, 2 avendo iniziato alle 9:30. Quindi è stata una partita allucinante. E il pomeriggio, sarà che ero stanco, quinto turno, perdo contro questo fortissimo giocatore, 1875 punti. Anche qui errore di distrazione nel finale e perdo questa partita. Mancano ancora 4 turni perché il torneo era fatto da 9 turni. Arriva così il sesto turno dove col bianco vinco contro un giocatore da 1651 punti, giocatore molto forte, molto forte. Ho avuto fortuna perché anche lui si è distratto nel finale. Settimo turno col nero, non chiedetemi come, riesco a vincere contro un giocatore da 1927 punti. Arriva l'ottavo turno dove e l'ottavo turno è la partita che vi ho mostrato ieri, perdo contro questo fortissimo giocatore indiano, 1949 punti. Perché vi ho mostrato tutto questo excursus fino all'ottavo turno? Perché arrivo all'ottavo turno con una variazione elo di più 40 circa. Io partivo, come potete vedere, da 1753, ero circa 1790 qualcosa. E avevo l'ultimo turno da giocare. Giocavo con i neri,
giocavo contro una giocatrice molto forte, sui 1865, non vorrei dire una cavolata, e avevo bisogno di vincere perché volevo i 1800 punti, ma siamo alla fine del torneo, siamo tutti stanchi, tra l'altro con questa giocatrice avevamo lo stesso punteggio nel torneo, quindi eravamo assetati di sangue tutti e due, e quindi voglio mostrarti la mia ultima partita dell'ultimo turno, e se avessi vinto questa partita sarei passato di categoria, altrimenti comunque sarebbe stato, credo, un buon torneo. Andiamo a vedere questa partita, te la voglio mostrare. Non dirò il nome del mio avversario per privacy, perché magari ho avuto, per dire, fortuna a vincere questa partita, se facciamo 10 partite poi lei ne vince 9, quindi non mi va di dire il nome e cognome, soprattutto appunto se il mio avversario ha perso. Andiamo a vedere questa partita. Gioco coi neri e la mia avversaria, una ragazza, ripeto, giovane, forte, anche una bella ragazza che non fa mai male, e poteva essere anche un'arma di distrazione, chi lo sa, forse sì, forse no. Gioco D5. G3 da parte del bianco, qui gioco cavallo F6. Non so che tipo di apertura voglia fare il mio avversario. Potrebbe giocare qualsiasi cosa, una catalana, un inglese, un attacco indiano, una sorta di difesa moderna a colori invertiti. Non lo so, una apertura a reti in cui poi a un certo punto mi sfodero un doppio fianchetto. Non lo so. Quindi gioco tranquillo perché non so che cosa mi voglia fare. Alfiere G2. E qui gioco E6, gioco tranquillo. Probabilmente qualcuno si chiederà perché chiudere subito questo povero alfiere quando potevi farlo uscire. Avevo sempre paura in caso di uscite di alfiere, risposte come C5, la regina inizia a attaccare qui, inizia a attaccare qui. Avevo paura, veramente molto paura di una roba di questo tipo, ed essendo la mia giocatrice su carta più forte di me, decido di giocare tranquillo. E6. Comunque era la terza scelta del motore. D3, e su questa mossa capisco il tipo di apertura che vuole impostare il mio avversario, ossia il famoso attacco non est indiano, attacco indiano. L'attacco indiano consiste nel cavallo 2, pedone di 4, arco corto, e poi la partita si gioca. È un'impostazione, se vogliamo, un po' difensiva per il bianco, ma ti posso garantire che possono scaturire partite veramente sanguinarie. Ancora una volta qui, anziché essere troppo ambizioso, giocare una spinta come C5, cavallo C6, decido di giocare alfiere 7, seconda scelta del motore, cavallo BD2, cavallo BD7, arrocco corto e gioco C6. Potevo giocare C5, sì, ma gioco C6 per giocare contro questo fortissimo alfiere. Quindi ho creato questo scudo, un muro di pedoni contro questo alfiere. Arriva così E4 e ora bisogna fare una scelta molto importante. Permettere al bianco alla prossima mossa di venire col pedone in E5 o non permetterlo. Qui gioco la prima scelta del motore, che è D per E4. Allora, questa scelta qui è un po' arrivo per logica, un po' arrivo per principi. Il principio è, se io catturo questo pedone, lui ora catturerà di cavallo o di pedone. Se cattura di pedone, si è chiuso l'alfiere e io sono la persona più felice del mondo. Se cattura di cavallo, semplicemente io lo catturo io, cattura di pedone, si è chiuso l'alfiere e io sono la persona più felice del mondo. Quindi è questa la considerazione che ho fatto. In più, ho voluto proprio andare in una situazione di questo tipo dove qui c'era il centro in qualche modo abbastanza bloccato, che poi bloccato del tutto non è, perché in futuro il mio avversario potrebbe sbloccare la situazione con F4. Ecco, un centro statico più che bloccato, scusami, questa è la definizione migliore. Gioco E5 e si arriva in questa situazione. Colonna D aperta significa che probabilmente entrambi i giocatori ci piazzeranno i pezzi pesanti sulla colonna D, ma vediamo un pochettino come fare. Qui infatti il mio avversario gioca donna E2, probabilmente per fare subito questo tipo di gioco. Decido di arroccare prima di fare qualsiasi operazione e adesso arriva il piano tipico dell'attacco indiano in questi tipi di varianti, che è cavallo C4. L'idea del bianco è quello di iniziare a puntare tutti i suoi pezzi contro il mio pedone in E5, quindi non è da escludere mosse come B3, alfiere B2, arriva un altro attaccante
Insomma, è parecchio fastidioso. Altro piano, sempre quello di portare eventualmente il cavallo in H4 e in F5, dove c'è questa casa, questo avamposto eccezionale per il bianco, e quindi insomma qui la posizione è pari secondo il motore, però inizio a ricevere una leggera pressione. Come si difende questo pedone due volte? Decido di giocare donna C7, una mossa che comunque avrei voluto fare per mettere, come ti dicevo, in futuro i pezzi pesanti sulla colonna D, e qui arriva una mossa standard, che è pedone in A4. Pedone in A4 in qualche modo per impedire le spinte B5 e far sì che questo cavallo stia bene qui. In realtà mi aspettavo subito pedone B3, che è anche il motore, ok, prima gli piaceva, ora è diventata terza scelta per, come ti dicevo, iniziare a rompermi le scatole in tutte le maniere su questo pedone. Arriva però pedone in A4, e a questo punto, prima di completare lo sviluppo, che cosa vuole fare qui il bianco? Che cosa vuole fare il nero? Vuole cercare di dare un pochettino vita a questo alfiere, ma prima di pensare a quell'alfiere io devo pensare veramente a questo pedone, perché adesso è un 2 contro 2, cioè due cavalli che attaccano e due miei difensori che attaccano, però veramente non ci vuole niente che il mio avversario ci mette un altro attacco qui, e se mi dovesse cascare quel pedone centrale io perdo la partita. Quindi decido di giocare torre 8, terza scelta del motore, con l'idea di giocare alfiere F8. È vero che l'alfiere F8 potresti dire che è passivo, però sinceramente mi piace, e addirittura potrebbe in futuro anche fianchettarsi. Quindi alfiere F8 si toglie dalle scatole e aggiungo un altro difensore su quel punto. Arriva pedone C3 e a questo punto alfiere F8. Ok, e qui pedone C3 mi ha sorpreso, mi aspettavo sempre B3. Pedone C3 sicuramente impedisce, prende il controllo di queste case, perché qual è il problema di una mossa magari come B3? È che mi lascia questa casa. Ora, di punti deboli, io ho il punto debole di 6, è un punto che può essere magari controllato dal mio avversario, e dopo B3 c'è il punto D4, che è un punto che io potrei controllare, quindi il mio avversario probabilmente decide di giocare C3 per controllare alla meglio questi punti, e forse, non so, in futuro sorreggere spinte come B4. Qui gioco, come ti dicevo, alfiere F8, e a questo punto, che ho tre difensori su questo punto, sono felice. Perché ho voluto abbondare? Perché ho voluto mettere tre difensori? Perché se io non abbondavo, significa che lasciavo la regina rilegata alla difesa di un pedone. Io la regina la voglio mobile, la voglio sbloccare, quindi abbondo sulla difesa affinché questa regina poi possa essere libera. Al momento non può andare da nessuna parte, però in futuro io voglio essere libero di andare con la mia regina dove voglio. Arriva così la spinta in B4, e qui un momento di riflessione. Qui io avevo pensato a tante cose, ho pensato ok, adesso è il momento di giocare B6, alfiere in B7, dare uno spazio a questo alfiere, anche se nel momento in cui io tolgo l'alfiere da questa diagonale con B6 alfiere B7, incentivo ancora di più il mio avversario ad arrivare sul punto critico F5, e quindi ho iniziato a pensare: se gioco subito A5, cavallo qui, sacrifico il pedone, ma poi posso sacrificare anche la torre, ma ne vale la pena. Ho pensato a un sacco di cose. Non mi piaceva ancora una volta B6, perché avevo visto possibilità come come A5 e come A6, quindi immaginiamoci una roba di questo tipo. Penso che il vantaggio di spazio del bianco, ora qui il motore non fa paura, ma a me avrebbe fatto molto paura una situazione di questo tipo, motivo per cui decido di giocare in maniera più attiva con pedone in B5. A questo punto il mio avversario gioca pedone per... Ops, scusa, no, non va così, scherzavo. E questa era la continuazione che mi aspettavo. Il mio avversario gioca cavallo in A3, questa era la continuazione che mi aspettavo invece, vediamo se riesco a farla. A per B5, cavallo per B5, e poi il cavallo che si sarebbe dovuto ritirare. Probabilmente il mio avversario non voleva metterlo in E3 per paura di perdere questo pedone, anche se non so onestamente se l'avrei mai catturato, perché catturare questo pedone significa allo stesso tempo aprire questa diagonale, e a me in realtà questa diagonale fa comodo che sia chiusa. Quindi per paura forse di mettere il cavallo in maniera troppo passiva, il mio avversario gioca subito cavallo in A3. A questo punto
Mi serve un piano, ancora una volta, le stavo pensando tutte. Qui questa mossa è stata molto carina, nascondeva un piccolo trucco. Ovviamente il mio piano principale era di mettere l'alfiere in B7 e per mettere l'alfiere in B7 però adesso ho due attaccanti qui, quindi avrei probabilmente prima dovuto giocare a 6 con l'idea di alfiere B7, ma su questa mossa ci sarebbe stata cattura, cattura e ovviamente cavallo per B5 giocando sull'inchiodatura della torre. Questo cavallo ovviamente non si può catturare. Quindi c'era questo piccolo trucco che per fortuna ho visto, motivo per cui non gioco a 6 con l'idea di giocare alfiere B7, ma gioco pedone per A4. Adesso ho un altro piano in mente, vedo questa posizione, questa disposizione di pezzi, l'idea di giocare alfiere A6 e giocare su questa infilata, ma ovviamente prima devo giocare A5 e poi alfiere A6 per giocare in questo modo. Bene, leggero vantaggio del nero, sono felice, qui mi sento confortevole perché ho qualcosa da fare. Quando a scacchi hai un piano che ti si delinea, sei felice. Arriva alfiere di 2 per far connettere le due torri. Mi aspettavo qui tipo un donna C2 per prendersi questo pedone e togliersi da questa roba, ma ovviamente è più facile vedere le cose secondo me da un punto di vista di attacco che da un punto di vista di difesa. Alfiere di 2 a 5, quindi arrivano un po' di pressioni, arriva pressione su questo pedone, arrivano gli attacchi come ti dicevo qui. Giustamente il mio avversario toglie la torre e va a posizionarsi su un'ottima colonna e a questo punto il piano è sempre valido. Comunque questo è un buono sviluppo per questo alfiere. Qui il motore mi dice subito alfiere A6. Ti dico perché alfiere A6 non l'ho giocata, ma ho giocato prima pedone per. Allora, la mia idea è fare alfiere A6, ma dopo questa, ok, posso giocare quello che voglio, ma ho qui due pedoni doppiati e da che mondo è mondo il pedone A5 fa schifissimo, non fa schifo, fa schifissimo, mentre con la variante che ho giocato io, che secondo il motore è peggiore, quindi devo ancora capire il perché, cattura ed è così che è andata la partita, alfiere A6. Siamo praticamente nella stessa posizione di prima dove lui comunque può spingere il cavallo, ma non c'ho più il pedone doppiato in A5. Quindi pensavo che questa posizione era migliore. È la seconda scelta del motore. Al motore piaceva più l'altra variante, ma comunque ci siamo trovati in questa posizione. Ovviamente, scusami se torno indietro, nel momento in cui faccio una mossa di questo tipo, ovviamente devi calcolare cosa succede su questa e mi sembrava che comunque mi portava un vantaggio perché infatti dopo B5, che è la mossa che viene giocata, cavallo per, arriva donna in C6. Qui ero molto felice di questa inchiodatura, quindi ci sono due attacchi sul cavallo e bisogna trovare altri modi per difendere quel cavallo perché se la regina si toglie dall'inchiodatura semplicemente cade il cavallo e quindi mossa obbligata, alfiere F1 si aggiunge un altro difensore su questo cavallo e finalmente la regina è libera di togliersi da dietro l'inchiodatura sul cavallo. Qui non gioco la mossa più precisa, il motore dice cavallo C5, in effetti era molto molto carina, molto bella. Non ho paura ovviamente in alcun modo di queste catture qui e gioco torre va in B8. Bene, il mio avversario a questo punto decide di giocare donna in C4. Ora non mi ricordo perché non poteva catturare qui, ma c'era sicuramente qualche motivo tattico. Ok, sì, cattura e dopo qui ci sono mille motivi tattici. Suppongo torre qui e torre in A4, mi dice il motore. Sì, comunque non mi faceva insomma così paura quella cattura. La partita continua con donna C4, la prima risposta del motore. Questa mossa, Urco mi dice cazzarola, qui ho perso un po' di vantaggio. Allora, il vantaggio c'è perché ho un pedone in più ed ho un pedone libero di andare a promozione. Però questa mossa qui mi crea non pochi problemi. È vero che ho la possibilità di catturare qui, è vero che ho la possibilità di catturare qui ed è vero che ho la possibilità di catturare qui, ma bisogna calcolare tutto. Ovviamente, se qualcuno dice ma così guadagni un pezzo perché dopo
questa, ho guadagnato un pezzo, è vero, ma in realtà non è obbligata ad andare così la partita, lui può giocare torre per B5 e la partita può continuare in questo modo. E ero quasi tentato di catturare la regina ed è la prima scelta del motore, ma c'era qualcosa che non mi convinceva su questa mossa, ossia l'attivazione gratis, perché questa è un'attivazione gratuita dell'alfiere, con combinazioni sul punto F7, che è un punto mio debolissimo, cioè se il mio avversario entra in F7 è un punto debole. E qui, in tutto questo marasma, avrei dovuto giocare H6 secondo il motore per impedire la possibilità al cavallo di entrare e fare veramente danni, ma la vedevo un po' come perdite di tempo, qui avrei voluto fare qualcosa su quest'ala della scacchiera. Quindi non me la sento di catturare la sua regina, ma mi avventuro e gioco alfiere per, aspetto che sia lui a giocare torre per B5 e solo in questo momento che gli ho eliminato quel fastidiosissimo cavallo gioco regina per E4. Ok, come dice il grande maestro Andrea Stella, un pedone, due pedoni, sono due pedoni. Attualmente ho due pedoni di vantaggio, mal che vada, a un certo punto ne perderò uno e rimarrò comunque con un pedone di vantaggio. La partita prosegue con regina per, cavallo per e arriva alfiere in E3. Bene. Due pedoni di vantaggio, nella mia mente inizio in qualche modo ad assaporare la vittoria, immagino di andare a casa dai miei familiari a dire che ho fatto il passaggio di categoria, però insomma in tutto ciò ci vuole anche razionalità perché la partita è totalmente aperta, Qui il motore consiglia una spinta come A3, non so te, ma avevo paura di portare il pedone così avanti, ma era la scelta più saggia perché era anche ovviamente difeso dall'alfiere. Qui gioco cavallo C3 che ovviamente non è perdente ed è una mossa fastidiosa perché toglie un sacco di case alle torri avversarie. Quando c'è una torre in mezzo a due cavalli, non so se vi è capitato, ma è facile perdere. Beh, nelle partite blitz è facile perdere, nelle partite ragionata, questa era ragionata un po' meno. E qui il mio avversario mi aspettava un cambio di torri, decide di giocare la seconda scelta del motore che è torre per E5. L'idea è quella di sacrificare la qualità per togliere di mezzo un cavallo e andare in una posizione di questo tipo. Ora, ero felice che è una torre che aveva una qualità in più, ma è anche vero che ora lei ha la coppia di alfieri e questi tre pezzi leggeri che ti assicuro che mi faranno dannare. In più qui iniziavo a avere poco tempo. Avevo gestito non troppo bene il tempo, in più andavo sempre un sacco di volte in bagno perché a me la tensione mi fa andare un sacco di volte in bagno, quindi vai in bagno, torni, anche lì perdi tempo. Il mio avversario aveva capito che avevo questa difficoltà nel tempo e quindi inizia a muovere quasi lampo, cioè riflette nel tempo che sto utilizzando io per riflettere e quindi muove lampo e quindi mi fa perdere sempre ancora più tempo. Qui gioco alfiere D6, arriva cavallo C4 e la mia idea iniziale era quella di mettere l'alfiere in E7 per andare in F6, supportare questo cavallo, supportare la casa di promozione di questo pedone. Tuttavia una mossa come alfiere 7 mi rompeva le scatole perché permetteva al mio avversario entrate di questo tipo e siccome avevo poco tempo, non avevo tempo per calcolare tutto, gioco la mossa che è più semplice da giocare, che è alfiere C7. L'alfiere si dice che in questo caso domina il cavallo avversario, quindi ho un alfiere lì, sono sicuro che il suo cavallo ovunque vada io lo posso catturare e dato che sono in vantaggio di materiale, ho un più 3 di materiale, sappiamo benissimo che se lui propone un cambio io sarò il primo ad accettarlo. Se mette il cavallo da qualsiasi parte io lo catturo, se propone un cambio di alfiere io lo catturo, sono pronto a fare cambi, quindi alfiere C7 è la mossa più semplice sicuramente da giocare. Qui arrivano una serie di manovre difficili, alfiere G2, attacco sulla torre, questa torre non ha troppe case dove andare, sono tutte controllate dai suoi pezzi, quindi devo stare veramente attento e vedere tutto, perché nel momento in cui siamo in campo aperto, e qui siamo in campo aperto, si dice che gli alfieri in campo aperto sono fortissimi, quindi è vero che ho la qualità, ma ero anche certo che prima o poi avrei dovuto restituire questa qualità perché
questi alfieri col cavallo sono veramente fortissimi, quindi tento di salvare la mia torre. Arriva alfiere C5 e qui è tutto, veramente tutto controllato dal mio avversario, tutto, cioè tutte le caselle, grazie ai suoi pezzi, sono iper stra controllate, veramente, veramente ottima coordinazione dei pezzi del mio avversario, ma qui riesco per fortuna a iniziare ad afforzare qualche cambio. Torre B1 scacco, cattura, cattura e arriva alfiere in E4. Attaccando il cavallo che ha pochissime case dove andare. Ovviamente l'unica ritirata possibile è C3 perché qui verrei catturato, ma dato che voglio andare ai cambi, gioco questa carinissima torre 6 che è la prima mossa del motore con l'idea che se mi catturi ovviamente scacco e mi riprendo il pezzo. Quindi io voglio cambiare. Il mio avversario invece gioca alfiere D5 e ora questi due alfieri sono fortissimi. Ovviamente non posso andare qui, mi sarebbe piaciuto andare qui, ma c'è il suo maledetto cavallo, quindi gioco torre 1 scacco, re G2 e torre C1 per attaccare i pezzi da dietro. Ora, bene o male, tutti i pezzi si difendono a vicenda, l'unico pezzo non difeso è questo alfiere, ma è veramente difficile da attaccare. Il mio avversario gioca alfiere 3, mette l'alfiere in difesa e attacca la mia torre. Torre D1 attaccando l'alfiere, qui arrivano una serie di manovre, alfiere F3 attaccando la torre e decido di tornare nelle retrovie. Alfiere 4, ops, E4 qui, scusa, alfiere 4 attaccandomi il cavallo, cavallo C3 attaccando il suo alfiere e alfiere C2, iniziando a fare pressione su questo pedone. E ti ricordo che l'unico difensore di quel pedone è il cavallo, quindi il mio avversario potrebbe progettare di eliminarmi quel cavallo per prendersi il pedone. Se io dovessi perdere quel pedone, ero quasi certo che la partita sarebbe finita in parità, perché è vero che avrei comunque la qualità, ma sai che non credo proprio che si possa, almeno sicuramente Stockfish lo vincerebbe, ma io, Christian, con poco tempo, non so se l'avrei portata a casa. Quindi questo pedone non deve cadere. Pochissimo tempo, non sapevo cosa muovere, piuttosto che sbagliare gioco una mossa come H6, una mossa semplicemente perdo tempo e aspetto che cosa voglia fare il mio avversario. Il mio avversario vuole eliminarmi il cavallo, ma non può farlo perché c'è la mia torre. Quindi gioca alfiere C5, controlla la spinta di questo pedone, ma soprattutto possibilità di catturarmi il cavallo. Arriva così torre D5 attaccando il suo alfiere che va in E3 bloccando la fuga e ora arriva con pochissimo tempo sono riuscito a vedere cavallo B5. Attacco il suo alfiere, lascio scoperto il pedone. Questo pedone non si può catturare poiché se mi vai a catturare il pedone io gioco semplificazione e dopo la semplificazione ho torre A5 perdi uno dei due pezzi. Ovviamente su cavallo B5 il mio avversario, anche lui vede questa continuazione, gioca alfiere in E7. Qui continuano al cavallo C3, ho detto magari si va a ripetere qualche mossa e qui arriva cavallo in E3 attaccando la mia torre, torre B5, guarda come veramente qui si manovra con poco tempo, ho i miei pezzi che sono tutti scordinati fra di loro, cioè questo pezzo è sospeso, questo pezzo è sospeso, questo pezzo è sospeso, lui ha gli alfieri, questi... Io veramente ho detto qui prima o poi mi becco un doppio, perdo qualcosa, avevo la tachicardia, avevo una responsabilità importante, questa partita la dovevo vincere a tutti i costi, ero sotto di tempo. Non puoi capire veramente quante camicie io abbia sudato con questi cavalli, questi alfieri che ronzano attorno ai miei pezzi. Arriva cavallo C4 e arriva torre B7. Continuo a fare mosse che in qualche modo non portano avanti la situazione perché non capivo in che modo veramente potevo portare avanti la situazione se non cercando di semplificare un po', perché finché lui ha questi due alfieri, questo forte cavallo, io faccio veramente veramente fatica. Arriva alfiere C5, torre B8, ancora una volta non porto avanti la posizione e il mio avversario decide di in qualche modo incamminarsi sull'ala di re. Gioco alfiere di 8 con l'idea di andare in F6, supportare il mio cavallo e ora arriva alfiere di 6, attaccando la mia torre e gioco torre C8 con attacchi a raggi X. Arriva cavallo E3 mettendo in difesa l'alfiere e in difesa anche il cavallo e arriva cavallo B5, ovviamente non mi puoi attaccare qui perché c'è sotto l'alfiere. L'alfiere va in E5
e gioco a questo punto a 3. Finalmente riesco ad andare un pochettino in avanti con questo pedone, piccola miglioria, ma ci sono volute un sacco di mosse, alfiere B3. Qui veramente non ne potevo più dei suoi pezzi, non ne potevo più, cioè non riesco ad attaccarli, non c'è niente da fare, cioè sono inattaccabili, mi impediscono di progredire. Qui sbarello e gioco la pessima, che non è nelle scelte del motore, la pessima alfiere F6. Comunque mi mantiene in vantaggio, poiché dopo una cattura di questo tipo comunque ho semplificato la posizione, questi pedoni fanno schifo, so che avrei anche potuto perdere qualcuno, ma contavo sulla promozione. Ovviamente la partita non va così, il mio avversario trova una mossa spettacolare che è cavallo D5. Non posso catturare l'alfiere poiché segue cavallo E7 e perdo la torre. In realtà qui la partita è ancora favorevole al nero, ma lì con poco tempo ovviamente non mi ero sentito neanche di analizzare questa posizione, perché per esempio dopo Re F8, cattura di questo tipo, c'era la fortissima cavallo D4, ancora una volta dominazione del cavallo che non può uscire da nessuna parte perché ci sono i miei pezzi. Non l'avevo visto questa continuazione, ripeto, avevo 20 secondi sull'orologio, quindi c'era l'incremento, quindi ogni mossa che facevi ti aggiungeva altri 30 secondi. Io qui tutto questo finale, da quando hai visto le torri, gli alfieri, io qui l'ho giocato con 30 secondi sull'orologio. Quindi, scusami, dicevo, ho giocato, scusami, su questa mossa qui, quindi anziché catturare, ovviamente gioco alfiere di 8, che è la prima scelta del motore. Ancora una volta non porto avanti la situazione, ma mantengo tutti i pezzi come stanno. Arriva H5 da parte del mio avversario e arriva torre C5. Iniziamo a mettere un po' di pressione, anche se questo cavallo è difeso. F4, e qui finalmente arriva per me la possibilità di semplificare, che è alfiere C7, obbligando in qualche modo alla semplificazione, poiché se l'alfiere fosse scappato da qualche parte, qui è sotto attacco del mio cavallo, qui è sempre sotto attacco, qui è sotto attacco, l'unica via di fuga sarebbe stata probabilmente andare in A1, ma probabilmente avrei potuto tentare comunque di forzare qualcosa. Qui si sarebbe comunque forzato il cambio. Motivo per cui il mio avversario su alfiere C7, anziché ritirarsi, decide di andare ai cambi e sono la persona più felice del mondo. Qui la partita è essenzialmente vinta, è molto più facile da giocare. Attenzione a questi pezzi sospesi, il mio avversario tenta il tutto per tutto con scacco, il re va qui, cavallo C8 e qui arriva la mossa che è pedone in A2. Non è la mossa più precisa, ma la mossa ancora una volta più semplice da giocare, soprattutto se sei sotto di tempo. Pedone A2 con l'idea di andare a promozione. Ovviamente questo pedone non si può catturare poiché segue scacco e perdi l'alfiere. In realtà la mossa più precisa secondo il motore era la semplice torre in C3, con l'idea di attaccare l'alfiere. Se l'alfiere rimane in difesa arriva questa, perdi l'alfiere e ho ancora il pedone di promozione. Se l'alfiere cerca di andare dove va? No, scherzo, qui non può andare, niente. Quindi questa era la mossa migliore, ma ripeto, poco tempo, ho voluto giocare questa mossa qui e qui su questa mossa il mio avversario abbandona. Ovviamente appunto su una mossa di questo tipo presumo che la partita sia molto difficile da giocare, ho una torre netta in più, quindi giustamente abbandona. Niente, esco da questa partita che sto facendo 3 salti 3 metri sopra il cielo perché so di aver ottenuto la categoria di prima nazionale. Mi faccio i miei conti, vado su il calcolatore Elo, faccio la somma dei miei avversari, i punti totalizzati che sono stati 5,5 e ovviamente ho una variazione di più 51 in un torneo. Sono stato felicissimo, penso che sia stata la performance migliore che io abbia fatto in un torneo e quindi dal prossimo aggiornamento, perché il punteggio si aggiorna ogni primo di ogni mese, in teoria dovrei ottenere questa promozione. Ragazzi, sono stato felicissimo di aver condiviso con voi questo traguardo che spero sia solo l'inizio di un lungo cammino. Il mio obiettivo nella vita è di arrivare, obiettivo di maestro 2002, ma con calma, con tanto studio ed dedizione spero di arrivarci. Grazie come sempre della visione, del supporto e veramente un abbraccio, un saluto a tutti. Ciao!